Euroregioni News. Si chiama tappabuche e da 4 anni in Italia, derivato da tecnologia tedesca. All'inizio sperimentato sulle strade piemontesi, perché di Torino è la Combicons, società che ha importato, perfezionato e brevettato la tecnologia, e poi l'anno scorso via a tappare le buche stradali di Roma e di Torino. Ma solamente in questi giorni ha fatto capolino a Udine per la prima volta in Friuli Venezia Giulia per dimostrare come si fa a tappare le buche di una strada in pochi minuti e con un materiale resistente, emulsione bituminosa specifica, appositamente messa a punto per Combicons in Italia dalla Total Erg, composto che non teme escursioni termiche tanto da poter considerare la tappatura definitiva. Le parole di Luca Zufferli, referente del sistema tappabuche in Friuli Venezia Giulia. Finalmente siamo riusciti a trovare una soluzione definitiva al problema delle buche. Ora con un metodo a caldo riusciamo a sigillare le buche in maniera permanente, in maniera tale che tutte le lavorazioni con i sacchetti a freddo non li prendiamo più in considerazione. Alla dimostrazione hanno assistito con una certa incredulità tecnici di Friuli Venezia Giulia Strade e di amministrazioni comunali. Presente anche l'ingegner Enrico Vergnano, presidente ed amministratore delegato della Combicons di Torino. Questo metodo, operativo in Friuli Venezia Giulia attraverso la società Sicura SRL di Pasian di Prato, ha una serie considerevole di vantaggi. Buche anche di 20 cm di profondità vengono colmate in pochi minuti senza chiudere la strada al traffico veicolare e senza l'impiego di complicati sistemi tecnici. Una squadra di 4 uomini, un camion appositamente attrezzato che irrora a caldo il bitume miracoloso senza bisogno di piastre riscaldanti da appoggiare sull'asfalto, e il gioco è fatto. Luca Zufferli assicura che anche dal punto di vista dell'economicità del metodo siamo ben lontani dai costi che richiedono i sistemi tradizionali, in quanto i risparmi al di là dell'intervento si calcolano anche sulle minori manutenzioni stradali grazie alla resistenza del prodotto. Se poi aggiungiamo l'assenza di disagi per gli automobilisti e la maggiore sicurezza di una strada senza buche, la convenienza diventa ancora più evidente. Luca Zufferli. Nel momento in cui abbiamo condiviso il canone giornaliero che noi abbiamo proposto alle varie amministrazioni stesse non ci credevano perché erano abituate ad altri importi ben superiori. Euroregioni News.